I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Tutti stasera abbiamo come ospite Pierantonio Zanettin, noto avvocato di Vicenza, ma parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Ecco, intanto grazie per essere venuto nel nostro studio, grazie a voi. Spesso come nostro ospite. Grazie a voi dell'ospitalità. L'obiettivo di questo incontro, ne avremo degli altri, è raccontare un pochettino cosa fanno i nostri parlamentari a Roma, soprattutto per Vicenza, ma anche per l'Italia, perché rappresentate in particolare Vicenza, ma siete parlamentari. Noi rappresentiamo il paese. In questo primo incontro presenta rapidissimamente questa prima fase di attività nel nuovo Parlamento. Poi intanto io sono in particolare. No, magari possiamo dire anche che io sono forse sono sicuramente il decano certo. fra i parlamentari vicentini, perché ormai ho il piacere, l'onore. La Sbrollini è più giovane di lei da questo punto di vista? È più giovane, sì. Lei è la seconda legislatura e per me è la quarta. La terza, se non sbaglio. O la terza. Da deputato. A te una da senatore, però per me è la quarta. Per me è la quarta. Sì. E quindi da questo punto di vista sono fra i più esperti, forse conosco i meccanismi, ho sempre lavorato nelle precedenti legislature nella Commissione Affari Costituzionali, che è la prima commissione che è molto importante. Lei sta anche membro del CSM? Sono stato fino alle elezioni, sono stato componente del CSM, ero senatore, da senatore sono stato eletto componente del CSM e poi mi sono dimesso quando sono stato eletto deputato. E stavo dicendo, invece questa volta mi occupo di giustizia, sono appunto alla Commissione Giustizia della Camera, che è quella che si occupa appunto di tutti i provvedimenti relativi a modifiche normative che riguardano appunto la giustizia civile e la giustizia penale. Lei si occupa in particolare anche della situazione del Tribunale di Vicenza? Questo da tempo, diciamo. Diciamo che questo legato un po'. Allora, io di quello me ne occupo da veramente tanti anni, perché ancora prima di essere parlamentare, perché tra l'altro l'ho anche detto in momenti in cui non era facile dirlo e magari era fonte di polemiche, io ero assessore all'urbanistica quando si cominciò ad ipotizzare di collocare in quell'area il Tribunale di Vicenza. Ho sempre difeso quell'operazione quando veniva considerata da taluni abusiva o piuttosto inopportuna. Io ho sempre difeso quell'operazione di cui mi vanto di essere il primo genitore, poi fu portata avanti da Maurizio Frontina, che mi è succeduto a me come assessore all'urbanistica, però io la ritengo un'operazione di altissimo profilo. Avvicinandoci un po' a noi, sì. L'altro giorno ci siamo sentiti e abbiamo pubblicato anche un suo emendamento e delle sue considerazioni su una legge in particolare. Partiamo da quella, così poi magari cerchiamo di allargare. È un discorso sulla class action, è in discussione al Parlamento una legge che istituisce anche per certi argomenti, per certi temi, la class action in Italia. Questo disegno di legge è passato alla Camera nella sua prima formulazione, in cui è passato anche un suo emendamento a maggioranza assoluta, perché hanno votato è stato condiviso anche dalla maggioranza di governo, diciamo, certo. Oggi non abbiamo detto, ma penso che conosciate, l'avvocato Zanettin è deputato per Forza Italia. Sì. Molti lo sapranno, ma comunque è giusto ricordarlo. Per competenza. Quindi voi non fate parte della maggioranza, comunque è stato condiviso anche dalla maggioranza. Noi facciamo una opposizione assolutamente costruttiva, mai ostruzionistica e di no, però credo che possa. Intanto forse la mia stessa persona lo dice, nel senso che non sono un barricadero, cioè mi reputo una persona che ha delle competenze tecniche. Questo è un tema che riguarda tantissime situazioni, ma noi l'abbiamo affrontato in particolare per quanto riguarda le banche, perché è un tema che ci sta particolarmente a cuore, poi in particolare la Banca Popolare di Vicenza. Il suo emendamento prevedeva, lei diceva, anche per ragioni di buonsenso, la non retroattività di questa legge. Ci può spiegare, ed è passato, adesso questa legge è in discussione al Senato. Ecco, ci spiega un po' intanto il succo della legge. Allora, lei deve lasciarmi qualche secondo in più. Allora, noi abbiamo già una legge sulla class action, che però riguarda solo utenti e consumatori.
Allora, questa legge invece amplia il campo, Infatti, allarga il campo, cioè, non solo utenti più che consumatori, temi, parla di quelli che vengono tecnicamente chiamati diritti individuali omogenei, quindi riguarda anche aziende che non sono relative a utenti e consumatori, in particolare per quanto riguarda le banche. Per esempio le banche, non soltanto le banche, ma per esempio le banche. Ma poi per esempio riguarda anche il diritto alla salute, allora, potrebbe riguardare per esempio l'ILVA di Taranto per i problemi alla salute che vengono determinati dalle sue tutti i problemi che possono avere impatto sul diritti consistente di destinatari. Esatto. È una class action. In italiano ho scritto azione di classe, azione di classe, che non è comunista in questo caso, è azione di classe. È un'azione. Allora, la modifica amplia di gran lunga il campo di applicazione di questa normativa, con effetti anche dirompenti, perché cambiano il regime probatorio, che è molto agevolato, e soprattutto cambia, almeno nella prospettazione che è uscita dalla Camera, che noi contestiamo, perché secondo noi è una distorsione, l'adesione post sentenza. Che vuol dire? Vuol dire che la causa la fa uno solo, la vince, dopo che l'ha vinta, quando non c'è più nessun rischio di causa, a quella causa, se vinta, possono aderire un numero indeterminato, quindi nasce come causa individuale a cui altri si aggregano. Questo a nostro giudizio è un elemento di distorsione, perché capite bene che noi dobbiamo contemperare sì le esigenze di utenti, consumatori e cittadini, ma anche quelle delle imprese, perché non possiamo portare, le imprese devono sapere. E poi è una norma che disincentiva la transazione, perché si applica l'adesione post sentenza anche alla transazione, per cui se io transo con uno e gli do 10 lire, poi a quello possono essere milioni. Quindi cosa vuol dire? Che l'azienda non transerà mai, perché non sa qual è la potenzialità economica, qual è il danno complessivo al quale può andare incontro, mentre noi dobbiamo incentivare, nel nostro modo di vedere, tutte le transazioni, cioè la politica, l'accordo delle parti, che può essere benevolo, anche malevolo, però che evita la sentenza, cioè tutta la politica che ha attuato da anni i ministri della giustizia, che io condivido anche se non erano del mio schieramento, per esempio anche Andrea Orlando, è stata quella proprio di una politica deflattiva, cioè di diminuire il numero di cause che vanno a sentenza, cioè incentivare le transazioni in modo che si evitino i tempi più lunghi e soprattutto anche gli esiti incerti. C'è questo punto da individuare, che è un'azione di classe che però parte da uno e poi si può estendere. E che poi si può estendere. Allora, diciamo che per noi va bene se l'adesione è fino a che si va a sentenza, cioè io parte uno, poi in corso di causa ci sono altri 100.000 che dicono si vogliono aggregare, si aggregano benissimo, però quando c'è la sentenza riguarda solo chi si è aggregato. Il suo emendamento invece riguardava in particolare in retroattività, esatto, sì. Proprio perché ha queste potenzialità dirompenti, come Forza Italia, ma anche il Partito Democratico aveva fatto un analogo emendamento. Abbiamo fatto rilevare come questa normativa così dirompente poteva avere effetti gravissimi sulle società attualmente che operano, i quali non hanno avuto il tempo per organizzarsi, tant'è che la stessa legge prevedeva una vacatio legis piuttosto lunga di un anno, cioè il testo originario, non poteva applicarsi a fattispecie precedenti. È stata una battaglia lunga, fino all'ultimo il relatore e il governo non erano d'accordo, poi alla fine sono stati d'accordo e per effetto di questo accordo anche Forza Italia, che era orientata a votare contro questa normativa, essendo stato recepito questo nostro emendamento di grande sostanza, abbiamo ritenuto di astenerci sulla legge. Perfetto, penso che sia abbastanza chiaro. Vediamo, poi passiamo a un'altra questione. L'effetto che può avere la class action, la non retroattività della class action nella questione banche, quella che conosco un po' di più. Parliamo di Banca Popolare di Vicenza. Ma anche di altre banche. Sì, tutte quelle che si sono aggiunte. Ma quelle di così già esistenti. Ecco, la class action si attiva verso un responsabile dell'eventuale danno. Nel caso della banca, quindi chiedo ne faccio una domanda più che da politico, da avvocato. Nel caso della Banca Popolare di Vicenza, di Veneto Banco, delle 4 banche risolte, l'autore del danno è la banca o ci può essere qualche altro? Tutti e due possono essere sia la banca sia gli amministratori.
quindi la class action poteva essere fatta sia nei confronti degli amministratori sia nei confronti della Poteva banca. essere fatta anche verso un ente terzo, Banca d'Italia? Ecco, no, su quella no, invece la normativa limita, è molto estesa nei confronti degli utenti? Dei convenuti privati, Sì. invece è limitata nei confronti della parte pubblica. Cioè, il Banca Italia è parte pubblica, sì. e quindi non può essere fatta nei confronti della No, Banca questo per d'Italia. chiarire perché Certo. allora, nel caso in cui Se vuoi fare la causa all'Ilva, vuoi fare la causa a una banca, vuoi fare la causa a Telecom, su tutti i soggetti privati, puoi farlo. O come puoi farla anche a Vicenza Più, perché Certo. magari avete siamo fatto abituati, siete abituati alle cause, però magari a non avere tantissimi persone danneggiate da voi, magari uno, ecco. Ma dico nei confronti di soggetti privati. Invece nei confronti dei soggetti pubblici sono quelli che esercitano i servizi pubblici. Quindi si può fare alle AIM, si può fare. È un'illusione, sarebbe stata comunque un'illusione. Banca Italia, no, Banca Italia. O Consob o Banca d'Italia. Quello non si poteva. Quelli non si follia, BCE, quella era fuori giurisdizione. Okay. Ma la ringrazio perché che ognuno sia libero di interpretare in maniera positiva o non. Ma io devo dire che io nella discussione generale, quando appunto non c'erano ancora gli emendamenti, ho sostenuto per esempio che non capivo perché il governo, perché questo era un testo di maggioranza, no, non governativo ma di maggioranza, non avesse per esempio ritenuto di poter considerare anche Banca d'Italia proprio in funzione di quelle problematiche, che poi ricordiamoci che il direttore, che io all'epoca ero al CSM, però ho seguito molto, sia perché sono vicentino, sia perché sono anche uno dei danneggiati di tutta questa vicenda, sia perché devo dire, io lo dico perché qualcuno lo sa, l'ho detto anche stamattina in filiale, io avevo il conto 480 alla filiale, uno dei primi. Beh, io il conto l'ho aperto pochi mesi dopo la laurea con i primi soldini che avevo risparmiato facendo la famosa musina, facendo praticante nello studio in cui facevo la pratica, e ho comprato le azioni, quindi mi sento, ho sofferto molto sul piano umano. A parte questo è un problema che riguarda. Ma sì, ma anche sul piano proprio, come dire, questo per chi mi ha io parlo spesso con soci, non storici. lei fosse socio, ma parlo con molti anziani che erano soci, per loro la banca era una la piccola chiesa, no? Esatto, cioè, l'orgoglio di essere vicentini, sì, ma anche l'orgoglio della vicentinità, di essere, noi eravamo orgogliosi della nostra banca, ricordiamo una buona percentuale di azionisti erano a Vicenza, ma la maggior parte erano fuori Vicenza. Però quelli sono, come dire, quelli che sono stati il frutto di quella politica di zoning che tutti abbiamo per certi versi apprezzato quando si è allargato. Allora dicevo, lei non tanto per questo argomento qui, ma anche dicevo che quella norma non sarebbe servita, anche se non fosse stata retroattiva, non sarebbe servita nei confronti della Banca Popolare di Vicenza, perché la Banca Popolare di Vicenza è fallita, cioè esiste un soggetto. Questo, scusi, approfitto di lei che è anche avvocato, no? È avvocato e poi politico, diciamo. Le grosse ma qui decidesse ognuno per conto proprio, ma attivare azioni che vanno, se le azioni sono di tipo etico e morale, benissimo, uno vuole far riconoscere che ci sia un colpevole, più colpevole, questo è giusto, tocca alla magistratura e chiunque può partecipare, può concorrere a determinare la verità, questo va benissimo, quindi non sono contro, però le azioni che puntano essenzialmente a recuperare del denaro vanno anche fatte contro chi questo denaro lo può dare, e oggettivamente oggi la Banca Popolare di Vicenza in liquidazione, che viene sempre chiamata in caso giustamente, non avrà mai, qui mi sbilancio pure io, le risorse, perché tutto quello che recupererà in questi anni dovrà dare intanto come creditore privilegiato allo Stato, e parliamo di miliardi, quindi vuol dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, sente il proprio avvocato, segue la propria associazione, ma non fatevi prendere in giro quando pensate che sia così agevole recuperare dei soldi da certi tipi di azioni. Ecco, dico, nel mio studio non ci siamo costituiti. Fare una questione participale penso che sia una cosa eticamente giusta, ma praticamente irrilevante. Se l'idea è quella di dire voglio far valere in quella sede il principio, le mie ragioni anche morali, certo. Uno è libero di farlo ed è giusto che lo fa. Sulla possibilità di recupero, senza voler sconfessare nessuno, senza voler anticipare i giudizi, che poi magari
cambiano le cose, cambiano le normative, si scopre che magari dentro c'era chissà quale tesoro nascosto e che quindi il valore della banca, pur fallita, era molto superiore di quello che oggi si può ipotizzare. Credo che sia molto difficile, che ci sia un risarcimento tangibile. Il secondo punto, per non abusare di lei, però è meglio essere un po' lunghi in questi casi, si spieghiamo. Sì, bisogna essere un po' lunghi. Spesso mancano le informazioni, perché la class action ho letto di convocazioni di soci delle banche a migliaia per intentare una class action, prima ancora che ci fosse la legge ancora non c'è. Ecco, sappiate che la legge che è in preparazione ad oggi non prevede la retroattività e non è applicabile verso immediatamente enti terzi, e poi non è applicabile verso enti terzi, quindi ammesso pure che fosse c'è enti terzi pubblici, quindi Banca d'Italia e Consob non sono toccate da questa, e se venisse toccata verrebbe toccata Banca Popolare di Vicenza, che valutate voi se ha le risorse per poter o gli amministratori, può anche essere fatta nei confronti degli amministratori, cioè nel senso che la capienza è quella che è. Comunque la ringrazio per questo punto. Lei non difende associazioni, né anzi è un socio danneggiato ma che non si costituirà, perché non ritengo, ma anche perché guardi, lei sa che il ministro, il Presidente del Consiglio Conte ieri ha incontrato, o l'altro ieri, il nostro sindaco Rucco, ha promesso che ci saranno 1,5 miliardi a disposizione. Voglio vedere lo scritto. Poi vogliamo vedere lo scritto, però dico, ma guardi che io sono lo dico, molto contento se il governo riuscirà a trovare queste risorse. Io personalmente dico, non farò domanda per aderire a quel 1,5 miliardi, perché ci sono tante persone che stanno molto peggio di me e credo che abbiano diritto di... I discorsi secondo me quando ci rivedremo staremo ancora a parlare di questo. Quel 1,5 miliardi comunque, se fosse quello che ha promesso il governo attuale, che rispetterebbe un punto del contratto di governo, che il contratto di governo prevede quel tipo di strada. Che poi, io mi auguro che trovino queste risorse. I soldi ci sarebbero, questo è per gli altri, perché sono i fondi dormienti e già 1.574.000.000 sono già presi in MEF, quindi non dovrebbe neanche toccare il rapporto deficit e PIL, però non voglio allargare ci torniamo, se magari io mi sono fatta questo convincimento con altri legali e con esperti e io stesso studiando le carte, poi magari questo può essere un argomento da approfondire. Non a me risulta, sul documento di governo, sulla MEF, sono attualmente esistenti, proprio fisicamente, 1.574.000.000 fino al 31 dicembre 2017, quindi fondi disponibili e già spesati, quindi non dovrebbero entrare neanche nel conteggio del rapporto deficit-PIL. Però magari se c'è un po' di tempo... Guardi, direttore, io sono reduce da una settimana parlamentare in cui abbiamo discusso, o dovevamo discutere, del decreto Genova, come dire, un'autentica emergenza. Allora, anch'io sono... Le banche erano un'emergenza. Sì, però guardi, c'è una città ferita, c'è un ponte crollato, ci sono le vittime, ci sono gli sfollati, voglio dire, è una grande emergenza. Allora, mercoledì abbiamo fatto la discussione generale. La discussione generale cosa vuol dire? Che si discute in generale dell'argomento, e anch'io sono intervenuto e ho ascoltato decine di colleghi che esaltavano, che bello, abbiamo tante risorse, risolviamo. Il giorno dopo, nell'imbarazzo generale, la seduta sugli emendamenti doveva cominciare alle 9, non è cominciata alle 9, è stata rinviata alle 10, dalle 10 è stata rinviata alle 11, dalle 11 è stata rinviata alle 12, dalle 12 è stata rinviata alle 2 del pomeriggio, perché non c'erano le coperture. Quindi bisogna trovare le coperture, è inutile illudersi. Siccome questo è una cosa molto delicata e molto importante, io se mi autorizza, certo, le mando i riferimenti dove ci sono queste ma io non dubbio. Così lei mi aiuta a capire se, da quello che ho capito io, che esistono fisicamente, quindi non vanno cercati e che sono già imputati a spese, quindi non toccherebbe più, magari lei fa un controllo anche tecnico con il suo ufficio e ci confermerà o meno, perché se così fosse potrebbe essere anche una battaglia sua, al di là di chi... No, ma adesso è giusto riconoscere il merito. Guardi, io sulla questione Banca Popolare ho presentato una proposta di legge che riguarda una tematica molto specifica, che è la possibilità di dedurre fiscalmente
queste perdite, queste minusvalenze, perché oggi non si possono neanche dedurre. Si pagano le tasse. Sì, no, ma non solo, nel senso, si pagano le tasse sugli utili che hai, che dovresti compensare, perché non si possono vendere. Cioè, allora ho creato nella proposta di legge un piccolo artificio in base al quale il vigilato di Banca d'Italia, il depositario, che la banca, per dire, certifica che queste non sono più vendibili sul mercato e quindi sono aperte e quindi si era possibile. Io l'ho fatta con una logica di chiedere pochi soldi al governo, perché so che il problema delle coperture è un problema serio e la rappresenterò nel corso della manovra di bilancio per trovare, come nel caso dell'irretroattività della class action, il consenso della maggioranza, perché altrimenti siccome ci siamo allungati molto, sono contento perché abbiamo spiegato forse in maniera più precisa class action, siamo allargati un po' sulla questione banche, in particolare anche su questo impegno di Conte sul trovare i fondi, e il mio appello a verificare, ci aiuti a verificare l'esistenza o meno di questi fondi. Io lo chiuderei qui questo incontro e la invito a quanto prima possibile, quando passa la Vicenza, lei fa la sua famiglia è a Roma, il Parlamento è a Roma, ma il suo studio è a Vicenza, la mamma è a Vicenza, i suoi elettori sono a Vicenza, quindi magari ne approfittiamo per oggi in poi per stabilire un filo diretto insieme agli altri parlamentari, che da qui invito, chiamerò tutti gli altri parlamentari di Vicenza per poter contribuire a collegare la città con i suoi rappresentanti. Certo. Io la ringrazio moltissimo. Io ringrazio voi dell'ospitalità. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.